speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Eva Liberalato, ben trovata, grazie per essere con noi. Eva Liberalato, candidata del Movimento 5 Stelle al collegio uninominale per la Camera dei Deputati, il collegio definiamolo della Castellana, ma che poi comprende anche vari altri comuni del comprensorio della provincia di Treviso e anche parte della provincia di Venezia, l'area del Noalese, Scorzè, Martellago, quindi anche quella zona, diciamo, quasi confinante con la nostra provincia in parte. Eva Liberalato, un tema che tocca da vicino la vita di tutti noi, chi più, chi meno, ma indubbiamente tutti una volta almeno siamo andati, abbiamo utilizzato le strutture pubblico-private sanitarie, è proprio quello della sanità, un tema che però forse non sta emergendo in modo così netto in questa campagna elettorale, non viene messo così in luce nei programmi. Ecco, secondo lei, secondo il partito che rappresenta, cosa bisognerebbe fare per migliorare la nostra sanità? Bisognerebbe riportarla alla centralità del ruolo che riveste all'interno del tessuto sociale. Come ha detto lei, oggi viene poco trattata, se ne sente poco parlare nei programmi elettorali. Invece per il Movimento 5 Stelle è un nodo cruciale. Il cittadino può avere il PIL statale più buono del mondo, può avere l'ambiente più salubre del mondo, ma se non ha la salute non potrà godere di nulla. Quindi bisogna riportarla nel suo ruolo essenziale ed eliminarla e purarla dalla corruzione, da tutte le implicazioni di altri settori che sono andate a minare questa importantissima funzione dello Stato. Il Movimento 5 Stelle prende in esame questo problema, dal problema della salute del cittadino proprio dalle basi e parte dalla prevenzione. Sappiamo che la salute è un compito, è disciplinata dalla politica regionale. Proprio a partire dalle regioni sarebbe importante porre le basi per una prevenzione di quello che è un flagello per la nostra regione rispetto anche alle altre regioni italiane, che è il fenomeno tumorale. Quindi sarebbe importante istituire un'anagrafe dei tumori, perché non solo cambia l'incidenza da regione a regione, ma addirittura da comune a comune. Se pensiamo per esempio alla provincia di Padova, senza andare troppo lontano, la città di Padova avrà un'influenza molto forte di tumori legati allo smog e si pensa che allontanandosi, andando verso le campagne, l'incidenza tumorale vada a diminuire e invece non è così, aumenta l'incidenza dei tumori legati ai prodotti utilizzati nelle campagne. Quindi è importante per il cittadino che venga monitorata questa situazione, sia per prevenire l'utilizzo di determinate sostanze o per prevenire lo smog, le percentuali di smog nel territorio, ma anche per poter approntare i mezzi per curare poi queste patologie in loco. Altro fattore che flagella la nostra regione è quello delle dipendenze. Sappiamo che abbiamo un tasso di alcolismo che è fra i più alti in Italia. E dipendenza purtroppo chiama dipendenza, molte volte si guarisce dalla dipendenza dall'alcolismo per arrivare alla dipendenza del gioco d'azzardo e questo è un altro tema che è completamente assente negli altri programmi elettorali, invece il Movimento 5 Stelle ce l'ha molto a cuore perché nella nostra regione abbiamo perso i soldi con le banche, ma stiamo perdendo migliaia e migliaia di euro per famiglia anche con il gioco d'azzardo. Bisogna arginare questo fenomeno che da un lato fa emergere un problema legato alla criminalità perché i concessionari sono gli unici che hanno da guadagnare dalla proliferazione del gioco d'azzardo e non si sa questi denari dove vadano poi a finire. I ragazzi si accostano a questo fenomeno e le famiglie ne sono flagellate perché non c'è controllo. Quindi il Movimento 5 Stelle si propone di togliere le slot machine, di togliere le concessioni del gioco d'azzardo e di addirittura istituire una tessera per poter accedere al gioco d'azzardo, in modo che i minori non possano accostarsi, ma anche le famiglie abbiano un monitoraggio di quanto sta spendendo ogni componente del nucleo familiare e a livello regionale si possa tenere sotto controllo l'andamento della cosa per prevenire il peggioramento. Poi bisogna
Ancora abbiamo un tasso di anzianità anche nella nostra regione molto, molto alto, quindi bisogna approntare delle politiche che siano a sostegno per le famiglie, sia per quanto riguarda la gestione degli anziani, sia anche di malati di mente, che non sono un peso, passi il termine, solo a livello familiare, ma lo diventano anche per la comunità, perché molto spesso se lasciati da soli anziani o malati di mente o si infortunano o si ammalano, quindi diventano anche un peso per la spesa sanitaria o addirittura molte volte vengono parcheggiati all'interno dell'ospedale perché la famiglia non sa come fare a gestirli. Tutto questo deve cambiare quindi e il Movimento 5 Stelle ha un programma molto dettagliato per farlo, bisogna dare più risorse al territorio. Una prevenzione quindi che parte dal territorio e poi, come ricordava Eva, il liberalato riguarda quindi molti ambiti, non solo quello propriamente sanitario, appunto dal gioco d'azzardo fino all'assistenza degli anziani o delle patologie degenerative psichiche che purtroppo sono in un altissimo aumento, queste patologie di degenerazioni cognitive. E lei toccava anche un altro aspetto che forse è uno dei nervi scoperti di questo settore delicatissimo per la sua influenza sulla vita di tutti noi, ma anche poi perché purtroppo è ancora attraversato periodicamente da scandali, episodi di mala sanità, di mala gestione, alle volte lei lo diceva en passant, di vera e propria corruzione, appunto ancora più odiosa perché in questo caso si gioca con la salute se non con la vita delle persone. In Veneto si dice spesso abbiamo una delle sanità d'eccellenza nel resto d'Italia, però anche noi non siamo del tutto alieni da questi fenomeni e quindi bisogna vigilare ancora di più su questo assolutamente aspetto. E bisognerebbe anche slegare la sanità dalla politica per quanto possibile, perché la politica è molto presente a livello sanitario e questo non permette di avere una trasparenza in quella che è la gestione della cosa pubblica. I direttori delle ULSS sono nominati dalla regione, quindi secondo voi questo dovrebbe assolutamente cambiare? Deve cambiare, perché altrimenti avremo l'interesse di pochi che prevale sull'interesse della collettività. Le norme dei nomine dei direttori generali devono avvenire su base curricolare attraverso delle graduatorie per esperienza e lei ha toccato un tema tra l'altro da me molto sentito, perché a Castelfranco io sono di Castelfranco, vivo a Castelfranco, avevamo e abbiamo uno degli ospedali che è una delle eccellenze d'Italia in molte specialità e purtroppo non riusciamo a capire noi cittadini di Castelfranco cosa stia succedendo, ce lo stanno portando via, questo l'abbiamo capito. Nessuno vuole non dare spazio allo IOV perché sappiamo che l'ospedale di Castelfranco sta diminuendo i posti letto in favore dello IOV che arriverà, si pensa, doveva già essere là, doveva arrivare da che noi. Che è l'Istituto Oncologico Veneto proveniente da Padova. Esatto. Noi abbiamo accolto con felicità l'iniziativa di far giungere lo IOV a Castelfranco. Perché questa è una struttura di senz'altro di eccellenza, pensando però che potesse andare ad occupare i posti vuoti all'interno del nostro ospedale. Abbiamo 2 piani completamente nuovi di una struttura rinnovata da poco e invece no, abbiamo scoperto che non è così. Sappiamo che lo IOV probabilmente rimarrà da noi provvisoriamente e non riusciamo a comprendere il perché di questo. Ed è triste che i cittadini si debbano chiedere perché la politica sta facendo questo. Abbiamo già un qualcosa di bello, perché lo andiamo a togliere? E a chi lo togliamo? Lo togliamo a noi cittadini che saremo costretti a ricorrere alle strutture ospedaliere poste a distanza di chilometri da noi. Allora se può andare bene sottoporsi a un intervento chirurgico, sono disposta a fare anche 20-30 chilometri, ma se ho un nonno ammalato, se ho un bambino che deve andare in pronto soccorso, se mi rompo una gamba, come posso far fronte a queste emergenze se non ho l'ospedale? E soprattutto quanta rabbia mi viene se penso che ce l'avevo fino a pochi mesi fa. Quindi su questo fronte bisogna assolutamente intervenire, spoliticizzare soprattutto ai vertici le nomine ospedaliere. Ancora sappiamo che c'è una commistione a livello farmaceutico. Perché sempre da cittadino io mi chiedo, se vado dal medico mi viene suggerito di comprare determinati prodotti, perché ci sono questi brevetti, perché i medici vengono formati proprio dalle case farmaceutiche, bisogna slegare tutto questo.
E perché vengono approvvigionati determinati prodotti farmaceutici all'interno? Cioè ci rendiamo conto di quanti farmaci compra un ospedale? Perché ne compra di più di una determinata categoria, di una determinata marca anziché di un'altra? Tutto questo deve essere reso trasparente, l'approvvigionamento dell'ospedale, la formazione del medico deve essere neutra, non deve provenire dalle case farmaceutiche. Ancora bisogna riportare all'interno dell'ospedale tante funzioni che vengono appaltate all'esterno. Parlo quindi delle mense. Appaltiamo all'esterno questa funzione quando potremo tenerla all'interno con maggiore tutela per i pazienti e anche un risparmio economico. Stessa cosa per quanto riguarda le pulizie. Bisogna riportare a una centralità statale questa cosa che andrebbe a generare anche nuovi posti di lavoro. Quindi abbiamo molto su cui lavorare, molti fronti. Dobbiamo anche sbloccare le assunzioni dei medici, perché sappiamo che medici e infermieri hanno dei turnover che sono massacranti e a discapito di chi? Sempre di noi pazienti. Quindi bisogna sbloccare le finanze e ridarle alla sanità. C'è un rischio addirittura che tra pochi anni anche qui nel nostro territorio non ci siano più medici di base, non si trovino più medici di base, quindi... È folle questa cosa, se ci andiamo a pensare. Abbiamo bisogno di posti di lavoro, abbiamo delle categorie in deficit e non investiamo su questo. Allora, queste alcune delle priorità sul grande e complesso argomento della sanità e della salute pubblica. Grazie ad Eva Liberalato per avercele presentate. Grazie a voi. Eva Liberalato, lo ricordo, candidata per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati della Castellana, parte della provincia di Treviso e poi anche parte della provincia di Venezia. Grazie ancora e grazie a tutti voi per averci seguito. L'invito naturalmente è ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.